Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora scusate l'affanno superiore al solito oggi, ma ho rivisto la scaletta all'ultimo perché pare proprio, mi prendo la responsabilità di dirvelo, anche se è una cosa molto strana e controintuitiva, ma che oggi stia accadendo una cosa particolare, cioè che si stia manifestando una notizia inaspettata proprio mentre parliamo, in questi minuti direi, e quindi abbiamo sconvolto un po' tutto, abbiamo mandato anche un redattore a verificare qui fuori, in stazione, insomma alla stazione dei treni, mezzi pubblici, perché la confusione è veramente grande e nel caso, come al momento sembra questa cosa stia succedendo, saremo nel campo veramente dell'inaspettato, dell'imprevisto, dello sconvolgente. Comunque partiamo dalle poche certezze che abbiamo al momento. Allora, oggi è venerdì. Di questo, insomma, anche dalla regia mi confermano che oggi dovrebbe essere venerdì e come dire, questa va bene anche la confusione che c'è in questo calderone anarco-libertario che spesso è Radio Libertà, ma possiamo essere ragionevolmente certi che oggi è venerdì. Questa è la premessa che possiamo mettere. Da qui in poi, diciamo, ci prendiamo la responsabilità di sottoporvi le ipotesi che stanno prendendo piede contro ogni pronostico anche sui siti, insomma, mentre vi parliamo. Allora, sarebbe stato dichiarato uno sciopero generale da parte della CGIL di Maurizio Landini. Cioè Maurizio Landini, quel leader pragmatico, dialogante, riformista, tutto concentrato sul miglioramento effettivo delle condizioni dei lavoratori e su una trattativa costruttiva per migliorare i salari, i contratti. Maurizio Landini, uno per niente preda di fole ideologiche, cioè non voglio dire, uno che non è che ha mai fermato il paese dicendo blocchiamo tutto in nome di Gaza o che ha detto metto la CGIL al servizio della flottiglia, cioè non gli è mai sfiorato di uscire dal tracciato della rappresentanza concreta degli interessi concreti dei lavoratori, che sono ancora in teoria diciamo il core business della CGIL, anche se credo che i pensionati superino ormai gli iscritti lavoratori, ma Landini è sempre stato su quello. Quindi comunque starebbe accadendo adesso questo sciopero generale della CGIL, che ovviamente coinvolge i trasporti, le scuole, tutto, insomma i comparti, chiaramente contro la manovra del governo. Ora cominciamo a escludere le ipotesi inverosimili. Non è sicuramente una manifestazione di protesta pretestuosa e viziata da pregiudizio politico, da torsione politica dell'azione del sindacato rispetto al governo di centrodestra. Questa è un'altra cosa che Landini sicuramente non ha mai bazzicato, non avrà, come dire, fatto un'analisi puntuale e certosina della manovra, e insomma si è convinto legittimamente che la manovra non è adeguata, lamenta le condizioni dei salari, pensioni, contratti precari, tutte cose che giustamente non lo portarono in piazza quando governava il PD o il centrosinistra, perché all'epoca i salari erano milionari, non c'era precariato, le pensioni erano proprio, come dire, una danababbi per tutti. Quindi insomma un'analisi realistica e ha portato in piazza la CGIL, bloccando per una volta, concedeteglielo, insomma, il paese. Però la cosa che veramente ci ha fatto venire il sospetto che non fosse vera questa cosa, e quindi stiamo facendo tuttora, ripeto, mentre vi parlo, le verifiche in corso, è l'unione di queste due notizie. Cioè è incredibile, ma quindi pare proprio, io mi prendo la responsabilità di dirvelo, anche se mi rendo conto che molti di voi non ci crederanno, è uno scoop, come dire, che vi consegniamo pari al Watergate probabilmente, o all'avviso di garanzia Berlusconi nel 94, una cosa sconvolgente, ma insomma, unendo i puntini che vi ho malamente riassunto perché turbato io stesso dall'inedito che sta accadendo, sì, pare proprio che Maurizio Landini abbia annunciato e stia praticando uno sciopero di venerdì. E con questo scoop clamoroso vi ringrazio della pazienza e vi do appuntamento per la nostra intervista settimanale a breve.